Buongiorno Renzo, ritornato qua nel capoluogo. Buongiorno professor Maggi. Capoluogo. Capoluogo. Poi Ma lei, guardi, Vai. lei che viene dal Basso Polesio, è diventato... No, è come arrivassi a New York. Dico Sindrome. così, lei è il re del capoluogo. Ormai, Questo ti ringrazio, ma non è posso vero. dirle, non sarà vero, ma in parte è vero, perché non c'è luogo dove noi non andiamo. No, perché mi conoscono te, poi dopo No, ma affiancano. ma grazie allo spezzetto conoscono benissimo bravo. anche lei, e quindi non c'è luogo dove non la conoscano. E questo mi fa piacere. Ma è bello? Sai cosa? Allora, io sono reduce, ho mia moglie che lavora nel settore di scuola, eccetera, e uno dei problemi della scuola è che ci sono insegnanti, corpo docente, contro studenti e genitori. È un brutto periodo in questo momento, Eh. sì. Lei ha ragione. Ma come si è arrivati così, secondo te? Si è arrivati per una doppia difficoltà. Il lockdown. No, era già da prima comunque. Sì, ma il lockdown ha accelerato questa. Il lockdown ha accelerato questa, scusi, questa, diciamo, separazione, anche questa qualche volta incomprensione. E qui le famiglie devono fare uno sforzo, perché anche le famiglie non possono affidare alla scuola l'unica agenzia educativa e loro ritrarsi. La famiglia è importantissima, viene prima la famiglia della scuola, cioè la scuola ti potrà dare delle nozioni, anche aiutare come comunità educante, ma se non viene meno la famiglia, no. Quindi qui ci vuole uno sforzo della famiglia. No, però la cosa che dicono poi tutti i docenti, anche i direttori i presidi, c'è purtroppo da scontrarsi ogni volta con i genitori che sono gli avvocati difensori dei figli. Una volta la nostra generazione era Vangelo quando un professore o maestro ti richiamava, anzi il genitore poi a sua volta ti richiamava maggiormente, mentre adesso c'è questa specie di impunità che se il docente ti sgrida e lui in testa grappa è non tuo figlio. È un sistema educativo sbagliato che consente ai genitori di sindacare come gli insegnanti fanno gli insegnanti. Cioè, non voglio dire ai tempi nostri, perché sarei un vecchio bacucco se dicessi però, ma a ciascuno il suo. Quindi il venir meno del principio di autorità dell'insegnante rispetto Non è ai che sia genitori è un errore. che sia direttamente proporzionale alla scolarizzazione delle persone. I nostri genitori, mio padre era quinta elementare, quindi era un'entità, il dottore, il farmacista, il prete, e quindi non è che si ponevano il problema di contestarli. Adesso con la scolarizzazione e con tutti i danni che ha fatto una scolarizzazione selvaggia come quella che abbiamo vissuto dagli anni 80 La in su, cosiddetta scolarizzazione di massa. esatto, e tutti si sentono in grado di poter insegnare come si educa. Dopo se ci aggiungiamo anche che molti educatori non sono bravissimi, Sì. anche questo c'è da dire. È vero. Però, come lei sa, generalizzare è sempre un'ingiustizia. Adesso, il fatto che in molti facciano ricorso al TAR perché non ritengono che il giudizio sul loro figliolo sia giusto, corretto, perché si fa ricorso al TAR, come che il tribunale desse ragione all'aspetto educativo. Mi dispiace, è una piccola degenerazione. Io spero che si inverta questa cosa, ma i genitori devono comprendere che un conto è fare i genitori, un conto è fare gli insegnanti. Educhino i loro figli, imparino a educarli, probabilmente imparino loro anche è una delle cesure del lockdown. Ma io sono soltanto d'accordo Uno degli che effetti. sia colpa del lockdown. No, Forse non è ha colpa amplificato, una parte. forse ha amplificato, però era una deriva che c'era già. Io ho figli abbastanza grandi, quindi mi ricordo che già 20 anni fa c'era questo problema. Senza dubbio. Avvocati d'ufficio dei figli e dopo un corpo docente che forse anche sfiduciato, su qualcuno dice mal pagato, io anche questo non sono molto d'accordo. Però Bisogna trovare il modo di valorizzarlo, anche perché è la più grossa. ecco, forse bisogna avere il modo la meritocrazia dovrebbe essere
uno dei fondamenti di questa valorizzazione, che non c'è. Che non c'è. Che tu sia bravo, che non sia bravo come docente, non cambia niente. E questo è sbagliatissimo, perché il primo che va in classe. Questo è un vulnus che il nostro paese deve poter riprogrammare in positivo. Però, non solo in questo campo, non solo in campo scolastico. Però noi dovremmo, se possibile, valorizzare un po' di più, perché magari abbiamo ottimi insegnanti, e però siccome la vulgata dice io buoni da niente, e invece. Però questo mi complimento con lei, perché è un argomento stimolante ma difficile da interpretare. Allora, solidarietà agli insegnanti. Solidarietà totale agli insegnanti. E appello valorizzateli di più, ministero eccetera, visto che ti ascoltano. Certo, ti ascoltano come? Ti ascoltano, nel senso che se uno è bravo deve essere premiato perché è bravo. Se uno è un succon, come diciamo noi, resta succon. Sì, e allora adesso noi dobbiamo dire una cosa. La Presidente del Consiglio è partita dicendo: voglio valorizzare la meritocrazia. Forza. Cominciamo da lì. Vediamo Presidente come fa. Buon lavoro. Signor Maggi. BRT Trasporti, la tua scelta dinamica per le spedizioni nazionali ed estere. Con personale altamente qualificato, garantiamo professionalità e competenza in ogni consegna. La nostra nuova piattaforma logistica di smistamento del prodotto fresco vi offre 1800 metri quadri per garantire la freschezza dei tuoi prodotti. Siamo a Taglio di Po, in provincia di Rovigo. BRT Trasporti, affidati a noi per la tua merce, fresca o congelata. Per una logistica fresca e affidabile.